ogni sabato dalle ore 16. Va ora in onda Cultura e Arte con il professore Andrea Rognoni. Eccoci qua, sono Andrea Rognoni e sono dopo tanto tempo in studio nella radio che tutti amiamo e che, come sapete, è sita in via Bellerio a Milano, ma il suo posizionamento così per slancio spirituale potrebbe essere in qualsiasi altra parte del mondo. È la parola che conta, libertà. Radio Libertà sta procedendo nei migliori dei modi e qui l'occasione di riuscire, sì, ecco, scusate il microfono. Allora, stavo dicendo, nel salutarvi come Andrea Rognoni, qui dallo studio, dagli studi, dopo un po' di tempo che non venivo, nel senso che si faceva comodamente in Skype, ma a volte la comodità e la pigrizia non rendono, cioè sono cattive consigliere. Qui avendo oggi la possibilità di venire molto volentieri e quindi sono qua per parlarvi come al solito di cultura. La trasmissione è Cultura e Arte che da 27 anni, stiamo parlando del 97, sì, 27 anni, quindi pieni, settembre 97, settembre 2024, io conduco da queste onde. Oggi parliamo di Ornella Vanoni perché domani lei compie 90 anni. Ieri li ha compiuti la regina del cinema e adesso non possiamo, Sofia Loren, ma non possiamo chiamare la Vanoni regina della musica perché qualcuno subito insorgerebbe dicendo ma la vera regina, questo vizio capitale che hanno gli esseri umani di fare le classifiche e di dare le medaglie d'oro, d'argento, di bronzo, è bruttissimo, perché io molto spesso mi medesimo nei poverini che non hanno le medaglie e che arrivano solo alla medaglia di legno presunta tale o in altre posizioni della classifica, che dicono ma veramente io è tutta la vita che ho dato l'anima e ho fatto bene e mi vedo scavalcato da qualcuno. Bisogna provarle le cose, perché dall'esterno è tutto un circo Barnum. No, signori, la Vanoni sicuramente è una grandissima cantante, compie 90 anni domani, lunedì li compierà Gino Paoli, e noi parleremo di Gino Paoli lunedì nella trasmissione Cultura Popolare. Ma certamente, voglio dire, chi insorge adesso dicendo ma è Mina la regina eccetera, non rende un buon servizio alla musica leggera, perché la musica leggera non ha bisogno di miti fini a se stessi, ha bisogno di buona musica per quella che può essere, ma naturalmente qui la prossima ora sarà patrimonio di Oretta che porta una musica più alta e più nobile. Però insomma noi miseri mortali a cui piace anche, oltre alla musica lirica, classica, tutte le musiche, anche la musica leggera, diciamo che le classifiche sono brutte da versi. Poi parliamo comunque anche della Via Appia, perché l'ultima notizia è che la Via Appia antica, anche nella sua nel suo residuo archeologico attuale, a tratti, ben poca cosa è rimasta, ma comunque è rimasto qualcosa, viene promossa a patrimonio assoluto dell'UNESCO. Ricorderete che qualche anno fa le mura di Bergamo erano state promosse all'UNESCO, noi facemmo subito una trasmissione per l'amore assoluto che avevamo nei confronti di Bergamo. L'amore ce l'abbiamo anche nei confronti della Via Appia antica, perché sicuramente è una via meravigliosa che conduce verso l'Oriente, verso il magico Oriente. Ex Oriente Lux, questa volta la luce con la Via Appia va dall'Occidente all'Oriente e magari ci ritorna per quelli che appunto da Brindisi andavano a Roma e non viceversa. Poi avremo alle 12:30 Marco Tognini, che tutti conoscete, studioso, funzionario anche europeo, di grandissima esperienza, ma soprattutto storico ineccepibile, che ci parlerà dei 25 anni rispetto alla Belgrado in fiamme, cioè la guerra jugoslava che coinvolse anche l'America e che vide anche alcuni movimenti italiani, fra cui anche il leghismo,
insomma contestare questa scelta che venne fatta, ma sentiremo a danno dei serbi, ma sentiremo naturalmente cosa ha da dire a questo proposito una persona così equilibrata e così profonda come Marco Tognini. Allora, vi dicevo, Vanoni fa 90, la Lore l'ha fatto ieri, la Bardot fra qualche giorno, Gino Paoli dopodomani. Beh, è un mare magnum di novantenni. I novantenni hanno vissuto quante vite i novantenni? Perché insomma, facciamo il conto. Sono nati nel 34, come Ornella Vanoni appunto è nata il 22 settembre del 34. Bene, allora hanno vissuto una prima vita grosso modo dal 34, che è stata quella delle guerre, della guerra mondiale, fino ai postumi della guerra 48-50, insomma infanzia e adolescenza. Poi hanno vissuto la vita che è andata dagli anni, dall'inizio degli anni 60 fino alla fine degli anni 70, contestazione soprattutto giovanile, 68, poi è successo l'ambaradan degli anni di piombo che hanno veramente fatto tremare l'Europa, in particolare la Germania, l'Italia, in parte la Francia. Poi ha vissuto un'altra vita, la Vanoni, che è stata anche una vita musicale, quando, diciamo così, è riuscita ad affermarsi non più con quindi entriamo in medias res, dunque non più con le sue canzoni anche in milanese stupende che mi fanno ancora piangere, no? Le canzoni della Mala, ma anche finalmente a livello di Festival di Sanremo, quindi in lingua italiana, ma poi anche più in generale con uno stile che è stato riconosciuto come vanoniano, lo stile vanoniano, sofisticato, ritmato in una maniera più interiore che esteriore, capace di esprimere dei sentimenti molto complessi, una malinconia che lei ha in parte anche adottato a partire dall'ammirazione che aveva per il mondo brasiliano. E lì siamo negli anni, fine anni 60, 70, 80, 90. Certo che, come questo è successo anche per tantissime altre cantanti, man mano che si è andati avanti, diciamo, è stato minore il consenso diretto. Non ha più partecipato a festival, ha fatto una presenza-assenza per tanto tempo, ha partecipato a trasmissioni soltanto mirate, e poi prima con l'on playing o con CD che erano particolarmente accattivanti e che portavano avanti una linea sua, assolutamente sua, cioè quando un cantante o una cantante riesce ad avere un successo oramai riconosciuto è libera di andare avanti su una strada che è più votata a delle esigenze strettamente personali. Ha avuto sempre degli ammiratori e degli stimatori estremi. Ornella Vanoni, vogliamo vederne un po' anche le ombre? Cioè, abbiamo detto, sicuramente a un livello alto, acculturato, ecco perché la metto, Sofia Loren l'ho messa, non è un per spregio, perché io ho una grande ammirazione della cultura popolare italiana, padana, europea, però qui la Vanoni la metto in cultura e arte, perché la Vanoni ha un'impostazione, una preparazione, un tipo di pubblico che è più non più colto in senso lato, sarebbe uno spregio nei confronti degli altri, ma più attento alla riflessione, più attento all'introspezione. Questa è stata Ornella Vanoni negli anni d'oro e lo è ancora oggi, al di là di quelle che possono essere delle sue uscite, delle sue interviste anche piuttosto clamorose e imbarazzanti, che ha rilasciato ultimamente sul fine vita e su altri determinati argomenti. E paradossalmente, siccome era nata proprio come cantante popolare con i canti della Male, 40 note, ecco, che è una canzone che è rimasta nel cuore dei milanesi e di molti italiani come prioritaria, assoluta e inarrivabile, attraverso altre formule che ci sono state di canzoni popolari dialettali, ma partendo da quel lato lì che sembrava lanciare una Vanoni sanguigna, ruspante, si è invece arrivati alla vera Vanoni, che è una donna molto rarefatta nelle sue espressioni artistiche,
una donna che vive prima con la mente, ma non è un'offesa, è prima con la mente che col cuore, poi vive anche col cuore certamente, ma la mente per lei è qualcosa che domina il campo, sia nella scelta delle canzoni, sia nella che canta, sia anche nel modo e nelle modalità. Ricorderete tutti il famoso appuntamento, che è forse la canzone secondo me più rappresentativa della sua mentalità, del suo modo di essere. Quell'appuntamento, no? Che è la chiave di volta secondo me di un cambiamento di stagione, dove il femminile riacquisisce in qualche modo una dignità rispetto al pregresso, proprio nel suo confrontarsi col maschio, certo all'interno di una dinamica che rimane classica come contenuti. Però ecco, ricorderete tutti l'accuratezza, la sofferenza, la suscettibilità che mostrava nello spiegare appunto questo appuntamento difficile, mancato, complesso, appunto, che aveva preso e che lei aveva interpretato in una maniera magistrale. Certo, diciamo, stavo dicendo, vogliamo vedere anche le ombre? Beh, la Vanoni non è mai stata un personaggio che si suol dire simpatico, che suscita allegria, che suscita benessere, un grande abbraccio, la voglia di vivere, eccetera, proprio perché lei ha scelto quella via canora, prima di tutto perché ha scelto quella via canora che esprime più malinconia, insoddisfazione, disagio, che piacere, felicità, ecco, tutta una serie di altri elementi tipiche di altri cantanti, ma anche per il suo modo di fare, che era un modo di fare leggermente spocchioso. Adesso forse meno, sapete che invecchiando come i vini ci si migliora, parlo anche di me stesso, parlo di tutti. Quindi sostanzialmente quella che è l'impatto originario, soprattutto a livello nazionale, tra anni 60-70, è quello di una Vanoni che storce il naso, che non accetta il bagno della folla, che si considera appunto a un livello più rarefatto e luminoso a livello culturale rispetto alle altre cantanti. Voi capite che vogliamo ricordare le altre cantanti che hanno deliziato il pubblico, il mondo popolare italiano. Venivano chiamate con un nome, con un soprannome, no? Come si dà ai personaggi del popolo. L'Aquila di Ligonchio, Ivan Zanicchi, che forse rappresenta ancora oggi l'espressione più popolaresca, padana e italiana. La Milva, ecco, la Milva era anche lei, poverina, passata a miglior vita, era anche lei l'espressione di un certo modo, tra l'Emilia e il Veneto, appunto, di esprimere una forza interiore, a volte anche in maniera sguaiata. E quindi poi ognuna aveva il caschetto d'oro della Caterina Caselli, cioè lei si poneva implicitamente o esplicitamente a un livello superiore in qualche modo. Anche se poi mi viene in mente, perché la Vannoni non è stata soltanto cantante, è stata anche attrice, e la ricordo molto bene nel Mulino del Po. Nel Mulino del Po lei toglie gli abiti dell'aristocratica milanese, ecco, della zona ZTL, e indossa quelli della popolana padana del Fiume, che urla, che sbraita, che si sveste mezza nuda. Ecco, quella Vanoni è una Vanoni che non aveva convinto quelli che invece appunto la volevano per forza impastrocchiata sul cliché classico dell'antipatia o dello storcimento di naso. Sono poi sviluppi che ciascuno di noi ha nel corso della vita sulla base di scelte, di situazioni. Esiste la legge di compensazione, Noi non siamo
delle muraglie uniche fatte così e cosà. Noi abbiamo bisogno di compensazione, e quindi se Rognoni sta parlando di Kant, l'ora dopo va a leggere un fumettone per riuscire a sbrogliare via dalla testa le idee troppo difficili. Siamo dublefax tutti quanti. Quindi certamente la Vanoni copriva molto bene degli aspetti più popolareschi che invece appunto aveva saputo esprimere nelle canzoni della Mala. Ecco, e qui entriamo poi in un altro aspetto molto interessante della Vanoni, il suo legame con Milano. Questo legame con Milano non può non piacere ai cultori della meneghinità, ai lombardi, a chi usa anche appunto molto il registro dialettale, ovviamente a quelli che amano come me, ma non sono solo io cerco di amare l'universo intero, però sono milanese, non posso fare a meno di piangere. Questo pomeriggio andrò a Baggio, nella mia testa vu a Baggia su una Lorgen. Ecco, vedete che noi siamo educati in una certa maniera che è impossibile riuscire a sbrogliarci via. Ecco, la Vanoni è sicuramente incistata nella milanesità come modo di essere, come modo di fare, perché il milanese è al tempo stesso, come dire, un fraccicone che vuole, uso un linguaggio romanesco tanto per ironia, no? Che vuole andare a abbracciare il mondo intero, no? Ma vegni chi tu, che se importa, stiamo insieme, ma anche al tempo stesso uno spocchiosetto, il milanese, che ritiene che Milano sotto sotto sia la città più bella, non del mondo, della galassia. Ecco, quindi così è fatto il milanese, come è fatta Ornella Vanoni. In questo senso lei ha incarnato la donna milanese. Ecco, ha incarnato nelle sue varie espressioni la donna milanese, che è gelosa del proprio mondo, della propria realtà, del proprio essere, e quindi canta anche delle canzoni che sono commisurate a questa sua interiore melanconia. È la melanconia che si può sentire in Piazza della Scala e non in via Ceccarini a Riccione, ecco, tanto per capirci. E via di questo passo. Quindi 90 anni, certamente 90 anni sono una vita, abbiamo detto, vissuto. Volevo chiudere il cerchio perché poi negli anni 2000 la Vanoni si è ritirata ufficialmente da un processo canoro diretto, ma è stata intervistatissima da tutti proprio perché è testimone di un tempo che era finito, era stato superato. Parliamo dal 2000 fino praticamente ad oggi, e la sua resistenza psicofisica che la induce nell'ultima intervista addirittura a proclamarsi fautrice dell'eutanasia, cosa che colpisce perlomeno dal punto di vista ideologico, però è anche l'immagine di una donna di una resistenza e di una capacità di adattamento a mondi e a situazioni i più diversi. Lei tra l'altro non ha mai espresso direttamente, se vogliamo metterla, visto che la nostra è una radio che viene considerata ancora politica, sbagliato secondo me perché facciamo molto cultura e la sappiamo far meglio, qui abbiamo Loretta, quindi sicuramente ce lo può dire anche lei sulla base della sua bravura esperienza, ma a volte facciamo anche meglio di altre radio che si proclamano culturali ma che poi in realtà sono più politiche nel senso peggiore di noi, o economiciste, ogni riferimento è puramente casuale. Quindi quello che importa è comunque come la Vanoni sia stata vissuta da ciascuno di noi. Io conosco persone, lombarde e non lombarde, ma anche per francesi e tedesche, che amano da morire la Vanoni, la identificano con quel soggetto appunto suavemente aristocratico, che sta a un livello più alto di tutte e che canta delle canzoni melanconiche nei momenti in cui la gente ha bisogno di ascoltare queste canzoni. E quindi sicuramente questo non è un ridimensionamento del soggetto, è anzi un voler attribuire una capacità di soddisfare un certo tipo di richiesta in maniera assoluta, in maniera inopinata e assoluta. Sulle tonalità musicale si è sempre detto appunto il timbro del suo modo di cantare è molto nasale,
Questo può dipendere certamente anche da una nasalità intrinseca all'impostazione della bocca milanese. Io personalmente penso di non averla, in questo naturalmente mi boccio perché evidentemente non sono milanese autentico, ma la nasalità fa parte anche di una tradizione nostra, ma era la sua nasalità, la nasalità con quella bocca così che si parlava in questa maniera, anche quando veniva intervistato, e la sa fare molto bene, ecco, quella quella Raffaele che fa la imitatrice, la Virginia Raffaele la sa fare veramente molto bene. È un'icona che è un'icona al tempo stesso, è stata in questi 90 anni un'icona popolare da una parte e aristocratica, quasi sacrale, ieratica dall'altra parte. È un mistero come poi una donna così possa gestire così bene le sue cose. Poi dopo, ripeto, qui ognuno, ogni persona ha i suoi gusti, il suo modo di essere, il suo orecchio che percepisce le cose, la sua capacità di reagire di fronte a determinate situazioni. Io penso, comunque la si giudichi, io non sono un vanoniano, ve lo dico subito, non sono un entusiasta della Vanoni, inutile nascondere, però non capisco neanche quelli che adorano indiscriminatamente, esclusivamente la Mina e non possono soffrire la Vanoni. Ecco, automaticamente la bocciano in quanto incapace di esprimere quella che, secondo la Vulgata, sarebbe l'aspetto più rilevante della personalità della Mina, cioè quasi un rapporto, un abbraccio diretto col pubblico, che invece la Vanoni non riesce ad esercitare naturalmente, soprattutto con canzoni classiche, che Tintarella di Luna, eccetera, che apparentemente sono più popolaresche ovviamente delle canzoni cantate dalla Vanoni, e quindi riescono ad avere quell'appeal particolare nei confronti della realtà. Però poi noi abbiamo assistito, ecco, forse i percorsi sono incrociati e inversi. La Vanoni da popolare è diventata più dote aristocratica, la Mina da dote aristocratica è diventata in realtà popolare attraverso espressioni che poi l'hanno avvicinata moltissimo anche a un genere diverso da quello strettamente leggero. Comunque è interessante questo tipo di discussione, perché eleva perlomeno la musica leggera a un patrimonio degno di essere discusso da questo punto di vista, cioè non sono solo canzonette, per rispondere alla famosa battuta di Bennato, non sono solo canzonette, non possono essere, perché queste persone come la Vanoni hanno impiegato 90 anni a dimostrarcelo, tutto questo. Quindi qui finiamo questa parte dedicata a tantissimi auguri, naturalmente. Siccome lei parla, tira fuori la storia dell'eutanasia, non lo so, a 100-150 anni quanto vivrà, noi gli auguriamo naturalmente di allontanare il più possibile questa eutanasia e riuscire ancora a esprimere qualcosa della sua complessa personalità. Noi, quando la sentiamo cantare 40 dì, 40 notte, ecco, a San Vittore, il cuore batte a 1000, perché certamente è qualcosa che è connaturato nello spirito milanese, il fatto di sentirsi lì in quella galera ingiusta, no? E quella ingiusta galera, in quella ingiusta detenzione che ci fa vedere il mondo dietro le sbarre, non ci permette, appunto, come dice la nostra radio, appunto, di godere la vera e autentica libertà. Ma ripeto, anche mi viene in mente, e chiudiamo con la Vanoni, tutto il periodo appunto vicino al mondo brasiliano, la collaborazione con alcuni autori brasiliani. Certo, la melancolia, si dice, cioè un certo tipo di melancolia sofisticata che era tipica del cantautorato brasiliano, è stata trasfusa nelle vene della Vanoni ottimamente. E voi allora, a questo punto, per sillogismo aristotelico, mi direte: ma allora cosa c'entra Milano col Brasile? C'entra più di quanto crediate, perché il mondo brasiliano non è il mondo argentino, non è il mondo spagnolo, è il mondo di matrice portoghese, che ha un certo tipo di sensibilità che secondo me è più vicina alla sensibilità meneghina, ma non sono giudizi di valore assoluto, perché per esempio io amo la Spagna, l'ho detto più volte, le città spagnole sono stupende, però è per capire come poi ci siano questi rapporti
a volte sotterranei, a volte palesi, nei confronti fra mondi confronto di mondi che sembrano effettivamente lontani fra di loro. Provate alla nebbia di una volta, perché adesso la nebbia non c'è più a Milano, ma se voi tornate indietro negli anni 50, 40, 50, 60, 70, 80, voi ritroverete quella nebbia che suscita quel tipo di malinconia. E qui c'entra anche Memo Remigi, tuttora vivente, sapessi come è strano innamorarsi a Milano. C'è un plafond di fondo che accomuna i due cantanti, e quindi la malinconia può nascere davvero in maniera profonda e soffusa attraverso la nebbia. Certo, adesso il problema è che la nebbia non c'è più e quindi forse davvero il milanese non è più il milanese di una volta, e questo senza andare a rovistare le questioni di carattere più politico. La Via Appia è stata promossa una delle città del patrimonio universale dell'UNESCO. L'UNESCO cerca sempre di fare una selezione su tutte i monumenti, le strade, le mura, le città, ecco, le opere d'arte che suscitano reale ammirazione e sono degne appunto di diventare patrimonio universale. Patrimonio universale poi fa scattare un certo meccanismo, naturalmente, che è di tipo turistico. L'abbiamo visto con tantissime città italiane, e abbiamo visto con città straniere, eccetera, eccetera, e quindi tutti ambiscono a raggiungere questo battesimo UNESCO. E la volta dell'Appia Antica. L'Appia Antica è stata costruita ai tempi dei Romani, adesso ne esistono alcuni tratti, ne ho incontrato anch'io uno recentemente in Puglia, nell'ultimo viaggio che ho fatto, e effettivamente sono dei tratti ridotti, però sono ancora visibili, a parte ovviamente quello più vicino a Roma Sud, no? Che è meraviglioso perché passa attraverso monumenti, acquedotti, monumenti di varia natura, santuari sacrari, paesaggi stupendi. Certamente la Via Appia è meravigliosa, ma noi dobbiamo concepirla soprattutto come funzione storica, che rimane forte, però ha avuto un momento d'oro all'epoca romana e anche in epoca medievale, cioè la funzione appunto di far raggiungere il porto di Brindisi e quindi il mondo orientale, salpare per l'Oriente. Questa via che trapassa Lazio, Campania, Lucania e Puglia è una via affascinante, e se debitamente ristrutturata, almeno nelle sue parti che sono rintracciabili, può davvero diventare una polarizzazione turistica. Ecco, scusate, io qui faccio un po' come dire, l'eretico. Io dico, esiste il cammino de Santiago de Compostela, benissimo, meraviglioso. Esiste il cammino che dalla Francia porta giù fino a Roma, la via Francigena, sono stupende, ma sono delle vie religiose che vanno conosciute, per carità, per motivi eminentemente spirituali, ma esistono delle altre vie che non sono religiose e che possono essere recuperate come tragitto sia nelle parti rimaste che nelle parti ipotetiche, nella ricostruzione attraverso gli studiosi che dicono ma di qui passava esattamente la Via Appia, adesso facciamo degli scavi e la ritroviamo, e quindi queste vie vanno rivalorizzate. La Via Aurelia, che in Liguria è considerata oramai un sentierucolo per discotecari, la Via Pomiglia, la Via Emilia, tutte le vie romane. Certo, però qui scatta diabolicamente, come dire, il federalista e il lombardista, però sempre cercando di recuperare anche le vie celtiche. E quali erano le vie celtiche che i romani poi in qualche modo hanno coperto e hanno superato, hanno anche ritrovate anche loro. Ecco, il ritrovare le vie è un po' la stessa logica della toponomastica, ritrovare il nome delle cose, perché il passato non passa, non deve passare, lì stanno le nostre radici, non possiamo cancellarli come vuole la woke culture, per carità, noi dobbiamo recuperare e rilanciare tutto quello che i nostri antenati padani, italiani,
europei hanno creato, hanno costruito meravigliosamente, mirabilmente per il bene dell'umanità. Siamo all'intervallo e dopo avremo con noi Marco Tognini. A dopo. Pensa a respirare. Ora abbandonati. Che cosa vedi? Luce, oscurità, l'equilibrio. È tanto più grande. C'è stato un risveglio. Hai sentito? Conosco una sola verità. Movie Time ti fa entrare nel vivo del cinema, ti fa sentire come se fossi tu il protagonista del grande schermo. Ogni sabato dalle ore 16. Un nuovo modo per sostenere la tua radio. Visita radiolibertà.net. Ti basta un click e potrai versare il tuo contributo volontario direttamente online. Potrai donare con ogni tipo di carta di credito, anche prepagata. Ti aspettiamo online su radiolibertà.net. Sostieni la tua radio con il tuo contributo volontario. Radio Libertà. La tua radio. Diamo voce alla nostra gente. È così. Allora, siamo in contatto con Marco Tognini, spero, e lui è pronto per parlarci, diciamo, con tutta la sua esperienza, la sua capacità proprio di paragonare eventi e situazioni e personaggi storici, sì, ma non è una storia antica, è una storia recente. 25 anni sono passati. Marco, grande Marco, ho ancora bisogno di presentarti. Funzionario UE, nel senso buono, cioè tenta di ridarci quell'Europa che ci hanno scippato, la vera Europa. Studioso, giornalista, comunicatore, conduttore radiofonico a sua volta. Grande Marco. Allora, ci vuoi parlare di che cosa accadde a Belgrado e dintorni 25 anni fa? A te la parola. Grazie Andrea, sì, giustamente dici è storia ma è anche cronaca, molti di noi l'hanno vissuta, poi l'Italia era in quel momento veramente un osservatore in prima linea. Guerra del Kosovo è un conflitto che diciamo si sviluppa tra febbraio del 98 e giugno del 99. Ovviamente la parte diciamo quella più eclatante è quella da marzo 99, quando c'è poi l'intervento della NATO, che poi porta anche gli aerei dell'Alleanza Atlantica nelle basi italiane. Ci fu la famosa partenza dei Tornado dalle nostre basi. Allora c'era il governo D'Alema, che tra l'altro fu criticato perché non parlò direttamente dell'intervento dell'Italia in Parlamento, e molti parlamentari lo seppero addirittura dalla stampa, insomma, ecco. Significa ancora tornare a quel grande magma che è il mondo dei Balcani meridionali dopo l'89, quindi qui siamo già oltre la dissoluzione della Jugoslavia, la rinascita dei nazionalismi. È un periodo magmatico, abbiamo visto che chi preannunciava poi la fine della storia è stato smentito, anzi c'è quell'idea di scontro di civiltà che si fa sempre più pressante. Ovviamente c'è da inquadrare storicamente questo scontro tra serbi e albanesi che diciamo nasce nel momento in cui, con le guerre balcaniche, diciamo si liberano dal dominio ottomano tutti questi paesi, a cominciare da Serbia, Bulgaria, Grecia, Montenegro, e poi c'è questa comunità albanese importante che, sebbene sia restata per più tempo sotto il governo della Sublime Porta, sotto il governo ottomano, ha avuto storicamente i suoi momenti di libertà e di orgoglio e da altri. Ovviamente parlare del Kosovo significa parlare anche
dei nazionalisti che vogliono la grande Albania, perché sono tensioni antiche che erano state sopite da Tito nel 1945 con il suo atteggiamento anche antinazionalista, dando autonomia forte sia alla Voivodina che al Kosovo, però questo non basta, diciamo. Già nella ex Jugoslavia c'erano state prima rivolte studentesche nel 69 per avere le concessioni di autonomia, e finalmente nel 74 la Costituzione jugoslava dà un seggio federale, una banca nazionale e un'assemblea locale. Però la morte di Tito rimette tutto in discussione. Siamo nell'80 e diciamo, tra l'altro il Kosovo era una zona povera da cui i serbi storicamente emigravano, e quindi alla minoranza che però diciamo era sempre più preponderante degli albanesi, nonostante, ripeto, Kosovo sia anche una zona importante della storia serba, ecco. Ci sono disordini che poi appunto da Tito in avanti nell'81 porteranno a un controllo sempre più diretto del mondo jugoslavo, e uno dei protagonisti appunto negli anni 80 che scena della Jugoslavia e del Kosovo è Slobodan Milosevic, che è un socialista diciamo ortodosso, ma che usa la carta del nazionalismo per scalare le e quindi comincia a limitare l'autonomia e a proporre il coprifuoco già negli anni 88-90. Quindi comincia questo scontro sempre a essere sempre più forte. Il partito socialista serbo, nel momento in cui nasce il multipartitismo, diventa però forza comunque di maggioranza e sarà negli anni poi anche appoggiato dai nazionalisti di Szekely, e quindi c'è questo scontro che vede appunto da una parte il governo serbo, ma anche appunto i nazionalisti serbi, e dall'altra invece le aspirazioni della popolazione di etnia albanese del Kosovo, che si dividono tra i moderati di un'assemblea autoproclamata del Kosovo, ripeto già negli anni 90, guidati da Ibrahim Rugova, che è un leader diciamo democratico, potremmo dire gandhiano, che si ispira alla resistenza passiva diciamo e alla legittimazione internazionale, e invece all'UCK, quindi ai terroristi, diciamo, ai terroristi indipendentisti che vogliono l'espulsione dei serbi dal Kosovo e che hanno un sostegno sia dalle comunità albanesi all'estero, ma anche da attività criminali, e hanno rapporti importanti anche col terrorismo islamico. L'UCK nel 98 sarà diciamo catalogata proprio dall'ONU come un'associazione di stampo terroristico. Comunque ricordiamoci, anni 90, c'è la presidenza Clinton, guerra in Bosnia, ci sono le sanzioni già degli USA alla Serbia, i successivi accordi di Dayton, ma per quanto riguarda questa zona appunto nel 98 c'è una radicalizzazione estrema degli scontri, l'UCK comincia a entrare in campo aperto, le bande a creare sempre più problemi, cominciano anche i primi profughi, tanto che Madeleine Albright, allora segretario di Stato degli Stati Uniti, comincia a dichiarare ufficialmente che il Kosovo non è solo un affare interno della Serbia, ma è una questione internazionale. Ci saranno attacchi, rappresaglie, attacchi a città, alle reti energetiche, ai monasteri ortodossi, 2000 sfollati circa, sia da parte serba che da parte albanese. Nel giugno 98 Clinton dichiara che effettivamente c'è un'emergenza in Kosovo, e nel successivo settembre una risoluzione dell'ONU, la 1199, chiede un cessate il fuoco. A questo punto c'è la responsabilità di portare avanti dei colloqui di pace. Holbrooke farà un viaggio a Belgrado proponendo una forza di intermediazione internazionale appunto tra Serbia e Kosovo. La Serbia rifiuta
perché parla di una violazione alla propria sovranità. Verranno però accettati degli osservatori e anche un parziale controllo aereo dell'OSCE. Tuttavia, diciamo, l'ondata di violenze e alcuni fatti come l'uccisione del sindaco serbo di Kosovo Polje, ma anche i massacri a Račak da parte dei serbi, fanno veramente creare un'escalation con circa, poi alla fine si calcola 7.000-8.000 vittime di etnia albanese. E quindi nel gennaio 99 la NATO delibera che si potrebbe arrivare all'intervento militare in caso appunto i colloqui falliscano. C'è questa conferenza di Rambouillet tra gennaio e marzo del 99, gestita dalla parte NATO da Javier Solana e da parte serba dal Presidente della Repubblica, quindi dal Presidente Milutin. Milosevic non si presenta, e questo viene visto anche un po' come una delegittimazione della conferenza, ma anche dal fatto che probabilmente Milosevic sapeva già che sarebbe stato poi accusato di crimini di guerra. L'accordo non si trova perché la Serbia, comunque spalleggiata dalla Russia, rifiuterà le concessioni e quindi parte la cosiddetta operazione Allied Force, supportata dalla NATO e dai suoi alleati internazionali, il Giappone, alcuni stati arabi come gli Emirati, la Giordania, l'Egitto, mentre per il no all'intervento restano la Russia, la Cina, l'India, anche Israele si schiera contro l'intervento. Tuttavia il 23 marzo è la data fondamentale che poi porterà il giorno dopo all'apertura delle ostilità, perché il 23 marzo Holbrooke certifica il fallimento dei colloqui, la Serbia dichiara lo stato di emergenza e il generale Clark avvia le operazioni che diciamo vanno da marzo a giugno. Sarà un martellamento incredibile di bombardamenti aerei con basi spesso dall'Italia o dalle portaerei americane nell'Adriatico, lancio dei cosiddetti missili Tomahawk, che sono i cruise appunto navali. Si calcola circa 1.000 aerei al giorno, un totale di 38.000 missioni, prima su obiettivi più grandi e poi su obiettivi più piccoli, soprattutto per fiaccare la resistenza della Serbia a alcune infrastrutture. Ci saranno purtroppo anche degli incidenti abbastanza gravi, come la distruzione del campo profughi di Giacova, la distruzione della sede della TV serba a Belgrado, e poi a maggio verrà colpita anche l'ambasciata cinese a Belgrado. Lì si dice che probabilmente in realtà non sia stato un errore, ma che ci fosse un problema in realtà di spionaggio. A giugno, per questa resistenza disperata dei serbi, Tony Blair parla addirittura di attacco di terra, di un possibile attacco di terra, mentre Clinton preferisce dare spazio alle operazioni della CIA con interventi mirati scusate, che comunque causeranno centinaia di vittime da parte serba. La Russia protesta, cercherà di intervenire in sede ONU, ma comunque non interviene militarmente per non creare un conflitto su scala mondiale. Scusate, quindi nel giugno 99, dopo veramente questo periodo molto aspro che abbiamo vissuto anche in Italia, con anche la paura di rappresaglie direttamente sul nostro territorio, nel giugno c'è finalmente l'ok al piano di pace, con una Serbia però prostrata, perché tutti gli obiettivi politici, economici, le infrastrutture sono stati distrutti, e ci sono voluti poi anni alla Serbia per rialzarsi da questa guerra. Il lascito è la presenza poi negli anni della famosa KFOR in Kosovo, 30.000 unità, soldati americani, britannici, norvegesi, ma anche delle brigate tedesche e italiane, che però verranno tenute inizialmente in seconda linea, per evitare
i ricordi della seconda guerra mondiale e diciamo la tradizionale diffidenza tra serbi e italiani e tedeschi. Comunque poi le truppe italiane saranno molto utili nella stabilizzazione per il loro rispetto verso le comunità religiose, i monasteri, il sostegno alla popolazione civile. C'è stato negli anni il ritorno degli sfollati, circa 800.000, e poi ovviamente la giustizia dei vincitori, quindi il Tribunale dell'Aia ha portato avanti tutta una serie di processi per crimini di guerra. Milosevic in realtà è morto prima del verdetto, il premier kosovaro Haradinaj alla fine è stato scagionato, ma comunque anche da parte albanese ci sono state condanne per la distruzione di chiese, monumenti e per le uccisioni dei civili. Oggi che cosa resta? Resta una Repubblica del Kosovo che ufficialmente non ha ancora uno status di indipendenza, ma che dopo un lungo periodo di decantazione, dove è stata sostanzialmente amministrata dall'ONU e dopo comunque una dichiarazione solo unilaterale di indipendenza, cerca di normalizzare la regione, anche se effettivamente ci sono rapporti privilegiati poi tra Kosovo e Albania. Oggi comunque il Kosovo è uno dei paesi che cerca, sia attraverso la proposta di adesione all'Unione Europea, sia attraverso l'adesione alla NATO, comunque di normalizzare la propria situazione. Ecco, questo è un po' il panorama storico, l'inquadramento che ti posso dare per poi tutte le domande e le valutazioni su questo periodo comunque molto, molto pesante. Assolutamente. Come il mio solito, io cerco di vedere le cose. Naturalmente questa pagina che tu hai stilato è perfetta nella sua comprensività del fenomeno. Voglio dire, come al solito io cerco di vedere le cose dalla parte nostra, e quindi dell'Italia e della Padania, Certo. anche perché appunto mi ricordo perfettamente, proprio venne coinvolta questa radio, che si chiamava Radio Padania, per la presa di posizione che un movimento, non solo quel movimento, il movimento leghista, non solo, ma Certo. soprattutto quel movimento, prese nei confronti di questo mondo. Siccome c'era anche un'esegesi di tipo storico-culturale, mi ricordo che il dibattito allora verteva su due questioni fondamentali: la Serbia come garante di valori cristiani, che rischiava di venire offesa in maniera pesante, e dall'altra parte il problema dell'indipendenza, perché è inutile nascondersi dietro un dito. Alcuni dicevano, ma voi federalisti, usiamo questo termine, non siete stati per caso sempre a favore dell'indipendenza dei popoli? Come mai adesso vi scaldate tanto per non accettare la possibilità che il Kosovo riesca a diventare davvero libero? Ecco, perché poi le cose vanno sempre spiegate, rimeditate, se no all'apparenza poi si fa di tutto un erbo un fascio. Sentiamo la tua idea in assoluto, ma anche adesso a distanza di 25 cosa possiamo dire, ecco, di diverso di allora, di diverso, non di completamente diverso, ma per rifinire il nostro discorso di allora. A te la parola, scusa. Certo, allora la Lega comunque aveva maturato la convinzione che ci fosse in atto, come del resto è in atto oggi, una islamizzazione progressiva dell'Europa. C'era questa teoria della dorsale islamica un po' voluta dagli Stati Uniti, che attraverso il San Giaccato, la Bosnia eccetera portasse il radicalismo islamico finanziato dai salafiti, dai wahhabiti, finanziato dalla Turchia, e che quindi portasse instabilità in Europa, e che quindi l'Europa sarebbe stata sempre un alleato fedele e bisognoso degli Stati Uniti e non un concorrente in prospettiva futura. Questa era una delle idee. Si parlava molto di Serbia trincea d'Europa,
che era quest'idea del libro di Dragos Kalajic, per cui comunque è sempre stato un confine, una linea di faglia molto importante tra due mondi, insomma, ecco, tra il mondo serbo-ortodosso, ma anche quello imperiale austriaco da una parte e quello ottomano dall'altra. C'era poi l'idea che comunque il Kosovo era storicamente un pezzo di Serbia che poi l'immigrazione ha fatto diventare sostanzialmente di etnia a maggioranza albanese, che quindi come sempre siamo tutti sensibili al tema dell'immigrazione e nessuno vorrebbe sentirsi espropriato da casa propria nell'arco di poche generazioni. Sta di fatto che comunque allora, nel 99, la propaganda molto spinta filoamericana da parte del governo di allora, che era il governo D'Alema presidente e Mattarella ministro della difesa, da parte dell'opposizione, perché Berlusconi ha sempre poi dimostrato il suo filoamericanismo, portò tutte le voci dissenzienti e pacifiste, ripeto, di destra e di sinistra, a essere prese come amici di Milosevic, amici dei criminali di guerra, eccetera. E questo ovviamente fece male alla Lega, che voleva invece una posizione più ragionata. Ecco, tra l'altro la Lega promosse delle iniziative, alcuni leghisti incontrarono Rugova, ci furono missioni anche di aiuto alla Serbia e al Kosovo, proprio guidate da esponenti vicini alla Lega. In ogni caso questo fu comunque un attacco mediatico alla Lega che fece malissimo alla Lega. La Lega allora veniva da sondaggi molto buoni, perché aveva affrontato le famose raccolte firme contro la Turco Napolitano, eccetera, ma perse tutto questo patrimonio proprio per questa propaganda fortissima, che poi, diciamo, oggi ragionando tutti dicono che era giusto avere una posizione più moderata, però allora fu fatale, tanto è vero che alle successive europee venne montata tantissimo questa situazione, e i voti che perse la Lega poi li guadagnò la Bonino. E poi fu il momento in cui, proprio perché la Lega era un attimino più in difficoltà, perché trovò poi nel successivo 2000 e poi 2001 quel cambio di strategia e di collaborazione con il polo delle libertà di Berlusconi. Però questo scatenò, diciamo, tutta una serie appunto di conseguenze politiche. Assolutamente. Ultime due questioni, il tempo come al solito tiranno, ultime due questioni che ti sottopongo. La prima riguarda la famosa questione, la famosa bega relativa all'uranio impoverito che venne usato in quella occasione. E la seconda, il fatto, come ho letto anche attraverso, a me piace anche la narrativa, anche mi piace la narrativa di tutto il mondo, ma ho letto alcuna narrativa americana che ha tirato fuori dei comportamenti aberranti da parte degli americani, che riguardavano non soltanto la questione kosovara, ma un sacco di altre etnie e presenze dell'allora scioglientesi e confusa scioglientesi mondo jugoslavo, ecco, tipo Rom o robe di questo genere. È complessa la faccenda. Tu cosa ne pensi su queste ultime due cose? Sì, diciamo che gli americani è dalla prima guerra mondiale, è da Wilson, diciamo, che pasticciano con i Balcani, quindi non è diciamo, storicamente non è cosa nuova. E poi ripeto, qualcuno dice che questi neo-dem, sempre comunque propensi molto nel mondo statunitense a portare comunque la cosiddetta democrazia con le armi, ovviamente portandoci poi anche i loro affari o la loro presenza preponderante, abbiano voluto in qualche modo creare le basi di una futura instabilità europea, sfruttando i nazionalismi contrapposti. È vero anche che poi ci sono questioni che sono uscite, come quella dell'uranio impoverito. Lo Stato per molto tempo ha negato perché non voleva evitare di pagare pensioni di guerra, voleva evitare
questo va detto. Ha negato perché comunque si voleva evitare di dare comunque impressioni di propaganda di guerra o altro, o di usare comunque armi che potessero nuocere ai civili e agli stessi soldati. E invece poco per volta, tra tante reticenze, persone che hanno dovuto aspettare anni per ottenere giustizia, però quest'idea alla fine è passata, questa cosa è passata, e tra l'altro mi piace ricordare che uno dei primi comandanti a, diciamo, strappare un po' il velo su questa questione, mentre altri, tra cui l'allora ministro della difesa, di cui non ripeterò il nome ma l'ho già detto, lo volevano nascondere tutto, però uno dei primi generali che stette finalmente con le sue truppe e disse: no, guardate che c'è un problema medico con questi proiettili, si chiamava Roberto Vannacci, quindi onore al merito a questo signore che poi è stato ostracizzato. Bravo, la memoria bisogna esercitarla tutta, non a metà. Cari, bravissimo, sei stato magistrale. Grazie di tutto ancora una volta, e chiudiamo anche Grazie questa pagina. Speriamo di risentirci presto, di rivederti presto in queste onde. Sei insostituibile nella tua assoluta capacità di mettere a punto queste questioni. Un grande abbraccio a tutti, Venezia risorga per sempre, a risentirci. Avete ascoltato Cultura e Arte con il professore Andrea Rognoni. Sempre più liberi con La Tua Radio è il nuovo sito che mette in prima pagina opinioni, firme, notizie, uno sguardo nuovo e originale sui fatti che ci circondano. Il nuovo quotidiano online, semplicemente